vedete qua nello stabilimento viene fatta questa operazione, Mauro sta bagnando la rucola. Mauro, questo è fondamentale come operazione per mantenere sempre la freschezza del Esatto, prodotto. si deve bagnare bene anche la cassetta. La cassetta bagnata bene, umida, lei gli mantiene. Infatti a me non mi piace metterla nella cassetta di plastica perché il legno conserva l'umidità. Esatto, esatto. Ed estate naturalmente è quasi indispensabile. Sì, in estate addirittura bagniamo la cassetta anche prima di andare in campagna, perché la cassetta in estate, là fuori o anche nel capannone, si secca. Adesso questa qui, quando facciamo la pedana, diamo di nuovo dell'acqua in modo che il legno diventa bello umido. Intanto ci ha raggiunto Cristina Conti, la moglie di Mauro. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Qua c'è una parte importante che lei fa in azienda. Anche le donne hanno il loro posto. Assolutamente, è fondamentale. Allora, intanto lui sta facendo questa operazione. Sì. Che cosa succede da questo momento in avanti? Allora, una volta portata... Che voi donne vi occupate molto anche della gestione, è molto importante il vostro ruolo, assolutamente. Questo qui adesso vengono messe le copertine, in questo caso viene messa copertina Agri Bologna perché noi siamo soci Agri Bologna, si vede dal nostro numero, noi abbiamo il nostro numero socio e vengono poi impilate a secondo della quantità che poi andrà in mercato, perciò si fa la pedana o da 64 o da 72 a secondo degli ordini e delle giornate, e si bagna e si stiva subito in frigo, nella cella. Questo d'inverno diciamo che abbiamo più ore di fresco, perciò ce la prendiamo anche leggermente con calma. D'estate invece facciamo cambiano le condizioni. Sì, col fattore del calore abbiamo il trasporto, in questo caso nella mattinata si fanno 2 viaggi perché non teniamo il prodotto al sole. Quando a un certo orario alle 10 si fa il primo viaggio, si bagna e si lascia nel capannone perché qui è bello ventilato e fresco. E questo va direttamente al mercato? Sì, questo vanno un giorno sì, un giorno no, va al mercato Bologna. Al mercato Bologna. Sì. Voi avete come riferimento il mercato di Bologna, ma avete anche altri mercati, mi raccontava Mauro. Sì, abbiamo il mercato di Rimini, dove portiamo sempre la quota Agri Bologna, in più abbiamo altri fornitori a cui vendiamo il prodotto sempre a seconda. Ecco, in questo caso cambiamo copertina, ad esempio la copertina non è più Agri Bologna, però può cambiare a seconda dell'ordine che vogliono i clienti. Viene sempre fatturato viene sempre fatturato Agri Bologna, però ognuno vuole magari distinguersi fra un prodotto e l'altro, magari hanno la loro tipicità di etichetta, gli diamo quella, però la fatturazione viene sempre fatta Agri Bologna. Voi avete già la certezza del prezzo nel momento in cui portate il prodotto al mercato, oppure viene stabilito sul momento a seconda anche del periodo, della stagionalità? Allora, la stagionalità incide tanto, come può incidere il tempo. In questo caso quest'anno abbiamo avuto molte piogge, molto prodotto non proprio eccezionalmente in quantità come il normale, e lì incide. Il prezzo si varia giornaliero, diciamo che è più una quotazione un giorno di 2, si varia, si vede. Però una percezione del prezzo sì, ce l'avete, insomma. La linea di massima può variare di pochi centesimi a seconda se ce n'è poca o troppa richiesta, si vende sempre. Quest'anno diciamo come sta andando? Quest'anno è stato un anno molto stabile, diciamo il prezzo è sempre stato stabile, un po' più alto rispetto agli altri anni perché il prodotto manca. Per via del clima, l'abbiamo detto, insomma, che un po' ha compromesso anche la produzione. Tanto, sì. Abbiamo parlato anche non solo di rucola, ma anche di altre referenze come lo spinacio, insomma, voi avete anche... Sì, incide tanto. Diciamo che questo, il percorso che fa questo vostro prodotto è il medesimo, sì. quindi da qua Raccolta, poi direttamente al lavaggio, mercato. estivato e poi va al mercato. Non ha sbalzi termici perché la verdura è un po' come la carne, non deve avere sbalzi termici, deve mantenere un trend di temperatura in modo che il prodotto sia sempre valido. Insomma, un impegno importante perché, se ho ben capito, la vostra è un'azienda che ha circa una ventina di ettari, tutta ortaggio, quindi insomma è rotazione molto importante, quindi c'è un assorbimento di energia e di manodopera insomma che è consistente. Abbastanza, sì, e poi c'è l'occhio clinico del marito che
gira per le varie serre, guardare se un prodotto ha bisogno di acqua, di trattamenti. E poi c'è la gestione molto importante. Io vado, diciamo che è più contabile, bolle, oppure gestione operai, sì, dopo ce la dividiamo. Insomma. Complessivamente in piena stagione quanti dipendenti avete? Passiamo dagli 8-9, massimo 10 operai, più noi ci siamo noi. Poi Cristina c'è la parte dell'etichettatura che è molto importante perché vi connota sul mercato chi siete e soprattutto tutti i dettagli che ci sono. Che cosa racconta questa etichetta? L'etichetta corrisponde già all'Agri Bologna, il numero del socio, che siamo noi, la raccolta, il giorno, la qualità, se è di prima e di seconda, in questo caso è di prima, e la quantità dei mazzi che ci sono dentro il gabbietto. In questo caso sono 20, perché facciamo anche una produzione di 10 mazzi, non solo da 20, un prodotto è più di nicchia per certi soci, per certi clienti che vogliono un gabbietto con meno mazzi, però di una quantità maggiore. In questo caso è marcato 20, nell'altro è marcato 10. Quindi c'è una completa tracciabilità di quello che è il vostro prodotto. In qualsiasi momento il consumatore o chi vi acquista il prodotto sa da dove viene. Sa da dove viene, da chi è, in questo caso il socio, siamo reperibili, chi lo produce e chi lo smercia, in questo caso l'Agri Bologna, che poi c'è tutta la varia distribuzione. E l'etichetta dove va apposta? In questo caso la mettiamo laterale, nella laterale stretto viene applicata un'etichettatura in tutti i gabbietti e poi va bagnata, fasciata e parte, che in questo caso anche da pedana chiusa uno può capire la provenienza. Il prodotto. Sì, in questo caso viene marcato tutto così, lo mettiamo in tutti i gabbietti, facciamo il giro, in questo caso ne metto poco perché va bagnata, prima andrebbe bagnata perché così aderisce meglio, però questa è l'ultima formula, l'ultima fase. Diciamo che insomma questo processo, questa filiera avviene anche per gli altri prodotti che voi parlavamo con Mauro, tutti i prodotti che ci sono, quindi insomma un'attività intensa che si svolge durante tutto l'anno, ma voi le fate le vacanze? Pochissime, quest'anno ce l'abbiamo fatta a farci 3 giorni. 3 giorni, beh insomma 3 giorni sono un po' pochini per 365 giorni all'anno di lavoro. Proprio 365. No, ma secondo me non me la raccontate, qualche giorno in più lo fate. Beh, comunque abbiamo visto veramente un'esperienza molto interessante, insomma questa rucola che poi è partita da qua, insomma siete i pionieri, non solo quello, ma sicuramente sulla rucola avete un'esperienza e una capacità di alienare sul mercato questo prodotto molto interessante. Grazie per averci raccontato la vostra storia, la vostra azienda anche, perché è molto strutturata, una ventina di ettari abbiamo detto. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci troviamo tra un po'.